Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Ci stiamo avvicinando verso questo ponte di Ognissanti, per cui risulta anche interessante capire cosa accadrà dal punto di vista meteorologico, e diciamo che sarà un ponte dal duplice volto, un più tranquillo nella prima parte, un po' più capriccioso nella sua seconda parte. Ma andiamo con ordine. Vorrei farvi vedere una mappa in quota circa 5500 metri. Questa mappa è altamente significativa, incentrata anzitutto tra sabato, notte e domenica. Ci fa vedere la curvatura delle correnti in quota con le linee nere da sud-ovest. Normalmente quando c'è questa curvatura, soprattutto sui settori centro-settentrionali, il tempo è destinato a peggiorare. Appunto, per capire un po' cosa accadrà nei prossimi giorni, possiamo dire che dopo un venerdì di tempo tutto sommato tranquillo, le cose inizieranno a cambiare, a partire anzitutto da sabato. Come potete notare che ci sarà un peggioramento del tempo che interesserà soprattutto i monti del nord, la Liguria e l'area tirrenica. La volta di domenica sarà un po' più marcato il maltempo che interesserà anche le aree pianeggianti del nord, specialmente la Lombardia e il Veneto, la Liguria e sempre le aree tirreniche. Tornando appunto a capire questa evoluzione del tempo, possiamo dire che dal punto di vista termico ci sarà un lieve calo delle temperature che si manifesterà soprattutto durante la notte tra venerdì e sabato, ma ancor più lunedì, quando potrebbe arrivare un nuovo peggioramento del tempo con in serbo dell'aria un po' più fredda, anche se non sarà un calo decisivo, perché sembra che a partire da mercoledì prossimo possa tornare nuovamente l'alta pressione. Con ora ho detto tutto, auguro a voi tutti un sereno weekend di Ognissanti e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.